Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, siamo a Imola e la pioggia è devastante. Ah, però mi fanno partire con le intermedie, ma speriamo bene. Speriamo bene. Ok. Andiamo, mamma mia che diluvio. Ok, il giro di formazione è iniziato e devo dire che il meteo oggi non è dei migliori per quanto Siamo riguarda settimi e visibilità e ottavi. tenuta su strada. Mentre il giro finisce, ogni pilota cerca di Ma non c'è da raccogliere certi cara tutta anche la in caso di concentrazione pioggia? possibile, dato Chissà, che sta roba. queste condizioni richiederanno un Mamma grande mia, sforzo. diluvio imolese o Mentre imoliano. tutte le auto si posizionano sulla griglia di partenza, C'è una tensione devastante. Tappa imoliana o imolese. E si parte ragazzi. Sarà durissima, pioggia per 32 laps. 32 giri. Oh, bellissima partenza. Fantastic come blow job, come blow job. Mamma mia come l'ho presa bene. Vado lungo qua. Lungo, lungo, lungo. Avvertimento con Gigi. La macchina è a posto però. Yellow flag, yellow flag. Hamilton va lentissimo, Hamilton va lentissimo Gigi. L'ho rischiata ma ce l'ho fatta, mamma mia. Rischio incalcolabile. Ocio, ecco che rompiamo il fondo, stiamo attenti. Mi supera Carlos Sainz Junior, il piccolo Junior. Guarda come lo prendo, incredibile. Avvertimento taglio curva, va bene, fotte sega. Siamo in quarta posizione. Mamma mia, con la pioggia l'è dura, con la pioggia l'è durissima. Fastest di Charles, fastest di Charles. Purtroppo stanno già scappando via gli altri. Devo prendere un po' le misure ragazzi con sta pioggia, mamma mia. Ma Verstappen è sempre messo male? Purtroppo se ne stanno andando via gli avversari. Devo stare concentrato. Un po' con calma, se andiamo al nostro ritmo secondo me possiamo recuperare. Questa è la mia sensazione. Infatti miglior secondo. Calma come questa è la curva bastarda. Mamma come piove. Andiamo sulle uova, guidiamo sulle uova. Ok. Fastest di Charles, fastest di Charles. Guadagni un secondo a giro sul pilota che Buono, ci buono. segue. Abbiamo ritmo, c'è ritmo con la pioggia, c'è ritmo. Se non facciamo cappelle possiamo fare una gran gara secondo me. È che è il classico fastest di Charles che mi frega. Mamma mia, pioggia a torrenziale qui a Imola. Non mi sembra di guadagnare molto, sinceramente. Boh. Non lo so, Beppe, non perdo neanche, sto rimanendo sui 4 secondi e mezzo, 5.
Gara dura, gara difficile, gara tecnica. Ho dei punti dove guadagno, ma secondo me questo è, il secondo settore lo faccio sempre molto bene. Ho delle curve che faccio benissimo, altre malissimo purtroppo. No, secondo me sta gara, cioè, ci saranno colpi di scena con la pioggia così, vedi, zero ritiri, zero safety car, zero red flag, zero tutto, però vedremo. La sosta è prevista tra il 16° e il 24° laps. Distacco dall'auto davanti, 4,5 secondi. Pioggia torrenziale. Dai che devo pitturare signori. Se non pitturo son cazzi. Leclerc in fuga comunque. Mamma Charles. Scatenato Carletto, almeno nei videogiochi. Aia, qua rischio. Devi rallentare prima di entrare in curva, non Sorry. vogliamo una penalità. Alla prossima è penalità, quindi basta cagate Kuma, grazie. Sta andando pianino però, qua, stanno andando pianino qua. Non faccio cappelle però, ovviamente. Non faccio cappelle, non sono io. Fastest del Cume, però c'è quel taglio che è un po' balordo. È un fastest un po' così. No, 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 mamma mia. Leclerc in una fuga devastante. Quasi inappropriata, se posso permettermi, per una Ferrari di quest'anno. Buono, molto bene. Niente, sta chicane la odio. Perdo un minuto qua, cazzo. Perdo 3-4 decimi, troppi. Dove perdo di più quella cacchio di chicane. Ok, però non stiamo andando male, dai, stiamo guidando bene, sono soddisfatto. Non mollare, stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,2 secondi. Attento come a non rompere il fondo. Ok, non siamo lontanissimi, però ci manca quello spunto, quel qualcosa. Questo è il punto in assoluto dove guadagno di più, però poi arriva anche il punto dove guadagno di meno. Direi che queste gomme vanno ancora bene. Vediamo, lo decido io se le gomme vanno bene su eBay, dai.
Onestamente sì, sono gomme molto appropriate. Il Cume è a caccia di Russell, voglio il podio. Sainz Junior è sempre a 7 decimi. Abbiamo un bel passo spedito, continuo, regolare. Hammer time! Abbiamo Perez. Possiamo, per me anche la vittoria non è impossibile. 3-7 siamo da Charles. Cioè, sto migliorando giro dopo giro. Diciamo, mi sto ambientando a queste condizioni, forse meglio degli altri, non lo so, ma stiamo facendo una parte di gara bellissima adesso. Se non mi tradisce la macchina, per me, se continuiamo questo passo, possiamo vincere. Non devo fare errori neanch'io, però, ovviamente. In questo giro, forza! Ma io sto facendo i migliori giri della gara, a parte il fastest, che vabbè, è un fastest un po' fasullo, perché comunque ho fatto quel po' di giro comunque con un taglio un po' più netto. Le gomme sono al 43. Io aspetto, vorrei capire, a me non sembra da intermedi ovviamente, però, cioè da full wet, però non si sa mai. Finché giro bene, ora madonna, sto recuperando tanti, avevo 4 secondi da Charles, siamo a 2,9 signori, siamo 2,9 da Charles, siamo nel momento migliore della gara. Mamma mia, l'ho rischiata qua, l'ho rischiata. Stiamo andando bene, raga, stiamo andando molto bene. Mamma mia! Oh, yes, yes! Con la macchina pulita andiamo da Charles Leclerc, siamo a 3-2, abbiamo perso ovviamente per fare il sorpasso. Ma ora c'è solo Carletto davanti a noi, ragazzi. Possiamo fare l'impresa sotto il diluvio in casa, ragazzi. Dai. Attenzione, Charles, iBox. Charles, iBox. Ah, c'è una yellow flag, speriamo bene. No, se la safety car sono fregato adesso. No safety, no safety. No, yellow flag è andata via per fortuna. Ok, per fortuna. Sarà stato solo un testacoda. Siamo in testa al Gran Premio di Imola, Gran Premio di casa per noi. Sta Aston Martin pompa però, La macchina la sento ancora bene, Dovresti iniziare a sentire gli effetti delle gomme consumate. Rimani concentrata. Come concentrata? Perché scusa, ma sono una donna adesso, per carità, nulla da dire, ma vabbè, grazie. Sono una fanciulla, sono. La pioggia sembra mantenersi sull'intermedia, però box, tutti vanno ai box ovviamente. Ok. Stiamo girando benissimo, però sinceramente non me la sento. Il mio partner ai box. Fernando è rientrato ai box. Ho 24,9 da Leclerc. 24,8.
Stiamo perdendo, adesso stiamo perdendo. Sì, sì, va dei box adesso. Vedo che stiamo prendendo parecchio. Siamo già a 23. Box, box, box. I box sono pieni, rimani in pista, Ma non rompere i ripeto, coglioni. rimani in pista. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Forse era meglio andare il giro prima. Forse era meglio andare il giro prima. Probabilmente perdo la prima posizione. Adesso vediamo. Dovrei uscire secondo. Vai. Mamma mia, che pioggia però. Veloci, 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 veloci. E via, nessun problema. Liscio come l'olio. Aston Martin sarà sicuramente felice di questa Veloci. sosta perfetta. Attenzione. Lecca 2, Lecca 2, Lecca mi supera Lecca, mi supera Lecca. Ok, evita Solo la Lecca, solo all'uscita Lecca. dai box. Attenzione. Ci No, becchiamo una anche penalità per Perez. guida pericolosa. Incredibile, ce l'ha fatta anche Sergio Perez, pazzesco. Subito. Oh yes, it's in the lead, it's in the Ben lead. fatto, hai conquistato una posizione. Very godo, very, very godo. E adesso l'obiettivo è andare di nuovo da Charles Leclerc, giro veloce di Perez. Adesso devo cercare di farlo noi ovviamente. Abbiamo tutto per farlo. Giro record di Max, fastest di Max, che però è indietro Max. Stagione disastrosa di Max per il momento. Stagione senza un senso logique. Fastest di Alonso, fastest di Alonso. Ci miglioriamo, ma non è il miglior primo settore assoluto. Male, male, male. Sembra proprio che questo temporale durerà per un po'. Sì, lo so, lo so. Bisogna spingere 3 da Lec, 3 da Lec. A naso sarà il miglior secondo settore, spero assoluto. Voglio il fucsia, fucsia. Fucsia, ed è fucsia. Questa non l'ho presa benissimo. Riesco a rimangiarmi il fastest. Però ci siamo avvicinati tanto a Carletto. Siamo tanto vicini a Carletto. Ok raga, ok, vediamo se riusciamo a strappare il fastest lap. 29. Boom boom, 1.29. Mamma, il distacco come stiamo girando adesso, mamma mia, sotto la pioggia. Come stiamo girando sotto il diluvio. Andiamo a prenderci la vittoria, ragazzi. Andiamo a prendercela. Salvo problemi tecnici o cagate come inviare. Può essere la prima vittoria. Il cume è a caccia. Appena ho preso ritmo. Questo è il punto dove guadagno di più in assoluto. Stiamo girando egregiamente. Che pitturata, signori, che pitturata. Stiamo distanziando Perez Junior, sono tutti junior, signori. Mamma mia, siamo vicinissimi, siamo vicinissimi.
Siamo a meno di un secondo, ma ovviamente non c'è il DRS in condizioni di diluvio. Che ritmo, signori, che ritmo. Miglior primo settore assoluto, signori. Siamo decisamente i più veloci in pista oggi. La pitturata cosmica, pitturata cosmica. Ritiro per The Fry o The Freeze, lascio voi la scelta. Eccolo qua, eccolo qua. Occhio, madonna, sì, ciao. Mamma mia, l'ho rischiata. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. L'ho rischiata Il regime parecchio. di virtual safety car sta per terminare, attendi la Green, bandiera green, verde. green, green. Adesso leggo un po'. Guarda quanto ho perso. No, dai, sto recuperando. Insomma, la odio la virtual, ho perso 1 secondo e mezzo. Spingi come verso l'Eternity Glory. Per oggi veramente sono la miglior macchina col miglior pilota per il momento. Salvo rotture o errori paurosi. Veramente oggi abbiamo il binomio perfetto macchina-pilota. Sono molto, molto soddisfatto. Però manca ancora tanto, Sotto il sole, sotto il sole. Diriccione, diriccione. Guarda come pittura. Portando a casa, in casa. Sotto una pioggia torrenziale del primo giro. Stiamo dimostrando al mondo che l'Aston Martin può essere una macchina anche da titolo, secondo me. Abbiamo avuto difficoltà, eravamo distanti, siamo riusciti a tenere, diciamo, il distacco nei primi 10-12 giri e poi, raga, la macchina si è svegliata. Comunque Leclerc alla fine è scivolato quinto anche per problemi, hanno detto Leclerc sta rallentando, io ero già 2 secondi da lui, ma male male Charles, alla fine Perez sta salvando la baracca Red Bull, Poche curve separano Veneziano dal primo successo in carriera dopo la beffa del Bahrain. Ultima curva e signori, il Cume va a vincere il Gran Premio di Imola, prima vittoria su F1 23. Yuhu! Hai guidato in modo fantastico, hai meritato di vincere la gara. Oh yes, oh yes, e sono anche il pilota del giorno. Grande vittoria per l'Aston Martin. Stasera il team avrà ragione di festeggiare. Bene, Davide. Cosa pensi sia stato l'elemento decisivo per superare gli avversari oggi? Le auto di questo team danno il meglio in condizioni atmosferiche come quelle di oggi.
sono ben bilanciati sul bagnato, il che significa che i piloti si sentono più sicuri e possono Guardalo. adottare uno stile di guida più aggressivo. Questa sicurezza fa accelerare prima, frenare dopo e guadagnare un... E godo. Oggi la... Molto bene. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Siamo... Dimmi un po', Beh, Davide, almeno 56 chi indicheresti come comunque. miglior pilota del giorno? Verstappen Direi il ragazzo d'oro. il Molti ragazzo piloti si sono d'oro. messi in luce oggi. E quarti Credo nella che lui sia stato costruttori. l'unico Siamo a tutti là sfruttare comunque. appieno il proprio potenziale. E passiamo ai costruttori. Godo. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Raga, un saluto del comandante veneziano. Prima vittoria. Godo. Ciao!